Vi do il benvenuto ufficialmente alla 10ª edizione di Se tu ses bon! Ma un talent show totalmente friulano in cui si canta, si balla, si portano sul palco esperienze artistiche come per esempio i trucchi di magia. Esiste oppure no? La risposta è ovviamente sì, e questo talent giunto alla 10ª edizione si chiama Se tu ses bon. Abbiamo parlato con l'ideatore nonché presentatore dell'evento, Matteo Trogu. Beh, Se tu sei sbon l'abbiamo chiamato il vero talent del Friuli, è un talent show a tutti gli effetti, è nato nel 2015, quest'anno quindi abbiamo fatto la 10ª edizione, un importante traguardo che abbiamo tagliato, ed è un talent show perché si presentano ragazzi e non solo in tutte le discipline artistiche, dal canto al ballo alla magia, alla recitazione. Quest'anno abbiamo avuto anche il football freestyle, una chicca, una novità per noi, tutto realizzato da giovani ragazzi per beneficenza all'associazione di Udine, la Casa di Joy, che dà aiuto e sostegno ai bambini con malattia oncologica. Com'è che nel 2015, che già sei giovane, ma lo eri ancora di più, ti svegli una mattina e dici facciamo Se tu ses bon? Avevo 14 anni e sono partito con un gruppo di miei coetanei, eravamo in 5 e in realtà ebbi l'idea perché andava un po' in voga il noto format nazionale e diciamo che pensai al nostro territorio, il Friuli, e non mi venne in mente nessun tipo di evento che raccogliesse tutte le discipline artistiche. C'erano i saggi di danza, c'erano i concerti di musica, ma non c'era un talent che raccogliesse tutto questo, i galà della magia, e così dissi, perché non lo facciamo noi? Se tu sei buono andrà in onda in esclusiva su TV12 domenica 24 novembre alle ore 14 e in replica venerdì 29 novembre alle ore 21. Vi aspettiamo numerosissimi, ci saranno tanti ospiti, davvero divertimento puro, e quindi solo su canale TV12.